caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Buongiorno, ben ritrovati ad Un Caffè con l'Esperto, sono Claudio Campagnolo, siamo al Caffè Pedrocchi in Sala Bianca e ho il piacere di ospitare quest'oggi il dottor Massimo Dal Bianco, che è responsabile del reparto urologia dell'ospedale Sant'Antonio di Padova. Buongiorno. Benvenuto dottore. 66 anni, nato a Milano il 21 agosto del 51 sotto il segno del leone. So che a lei proprio non piace l'astrologia, ma a me piace ricordare anche il segno dei nostri ospiti perché molti all'ascolto sono sempre un po' curiosi. So che l'anno scorso avete ricevuto anche un premio importante, lei e sua moglie, come la coppia di milanesi dell'anno. Ricordiamo anche la signora Carla, che anche lei è una pediatra, quindi un medico. No? Tra l'altro so che appunto siete stati premiati anche per le vostre attività di carattere umanitario. Lei è un innamorato dell'Africa, segue una struttura ospedaliera in particolare in Sierra Leone, se non sbaglio. Ogni quanto tempo si va? Io in Sierra Leone ci vado da 13 anni, in questo ospedale a 100 km dalla capitale. Abbiamo sospeso l'attività durante il periodo dell'Ebola perché in effetti c'era una pericolosità notevole. Abbiamo ricominciato a inviare dei team di specialisti. Il primo team, diciamo, della nuova era è tornato proprio ieri. Sono stati un team composto da un chirurgo generale, un urologo, un ginecologo, un anestesista, un infermiere, e sta mediamente 2-3 settimane. Hanno svolto un lavoro pregevole, almeno i contatti telefonici sono stati questi, perché lì in effetti in questo ospedale c'è una grandissima carenza di medici. Pensi che l'unico chirurgo che c'era in questo ospedale, che era un chirurgo spagnolo, volontario lì, è stata una delle prime vittime dell'Ebola. Quindi si sono trovati con una carenza di personale medico, per cui c'è uno o due medici in questo ospedale e sono un po' tuttofare, nel senso che fanno dagli internisti ai chirurghi, agli ostetrici, quindi la possibilità di inviare degli specialisti è sentita in maniera notevole dalla popolazione, ecco, e quindi il lavoro è pregevole. Con il QAM abbiamo un programma di 3 anni per inviare 4 missioni all'anno, quindi ne avremo 4 nel 2018, 4 nel 2019, io probabilmente parteciperò alla prossima di marzo. Nel frattempo noi abbiamo il piacere di averla comunque qui con noi nella nostra struttura ospedaliera, perché lo ricordo per i pochi che non lo sapessero che il reparto di urologia dell'ospedale Sant'Antonio di Padova è veramente un'eccellenza a livello nazionale. In che cosa consiste questa vostra eccellenza, dottore? L'eccellenza la devono dire gli altri, le dico quello che è il nostro lavoro. Il nostro lavoro è diciamo così, la gestione soprattutto della patologia oncologica, urologica, tumore del rene, tumore della vescica, tumore della prostata, tumore del testicolo, le grosse fette della patologia ostruttiva dell'ipertrofia prostatica, l'altra fetta molto importante della calcolosi, dell'apparato urinario, in questo momento. Quanti interventi fate all'anno? Mediamente un 1500-1600 interventi. E qual è l'intervento più frequente? L'intervento più frequente nell'ambito non oncologico è il trattamento della calcolosi o dell'ipertrofia prostatica, patologia che affligge, diciamo così, i maschi dalla sesta decade in poi, voglio dire, ecco. Poi abbiamo un notevole quadro di patologia oncologica. Ma in questo caso cosa fate? Cioè fate un intervento per la parte dell'ipertrofia prostatica c'è l'endoscopia, vale dire la resezione endoscopica con varie fonti di energia, dalla classica bisturi elettrico monopolare al più recente bipolare, al laser, quindi è una disostruzione, per figurare come avere un tubo di scarico del lavandino otturato e c'è un intervento che libera questo tubo di scarico, in modo che il paziente urini con molta più facilità. E questo intervento quanto richiede? Si fa in day hospital oppure? No, richiede almeno 3 giorni di ricovero, quindi viene fatto in un regime di weak surgery. Ecco, adesso abbiamo
con la direzione ospedaliera abbiamo strutturato questo reparto di week surgery, vale a dire un reparto che apre alla mattina del lunedì e chiude alla sera del venerdì, quindi è un reparto molto dinamico, molto fluido, che ha la possibilità di ricoverare quindi più persone, ma che però deve avere diciamo così, un'organizzazione molto precisa, perché al venerdì sera alle 7 finisce il turno infermieristico e quindi il reparto chiude. Ecco. Quindi, visto che lei ha fatto riferimento temporale, ci fermiamo anche noi per qualche istante e torniamo tra poco a parlare con il dottor Dal Bianco. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Abbiamo con noi oggi il dottor Dal Bianco, che è responsabile del reparto urologia dell'ospedale Sant'Antonio. Dottore, quali sono i tumori più frequenti in ambito maschile e femminile? Allora, i tumori urologici, vale a dire il tumore del rene, il tumore della prostata, il tumore della vescica, il tumore del testicolo, sono diciamo più frequenti, il rene e vescica ovviamente, nei maschi rispetto alle donne, ma non è detto che le donne, il sesso femminile non sia colpito, anche noi abbiamo, anche se in percentuale minore, ma però abbiamo pazienti che operiamo, donne che operiamo di tumore della vescica, di tumore del rene. Ci può essere, che ne so, un consiglio che possiamo dare a chi ci sta ascoltando per attuare una sorta di prevenzione di determinate patologie? Allora, dettagliando per ogni singola neoplasia, pur non essendoci una grande evidenza scientifica di questo, è indubbio che per esempio per quanto riguarda il tumore della vescica, il fumo sia oggi riconosciuto come un fattore di rischio molto importante. Quindi noi invitiamo la gente a non fumare e chi è affetto da questa malattia, che mi è trovato affetto da questa malattia, di smettere di fumare. Diciamo che quello che va evidenziato più che altro, più che una prevenzione, è una evidenza e una attenzione al sintomo, cioè non banalizzare mai nessun sintomo che può presentarsi. Quindi alcune volte noi troviamo degli tumori della vescica in stato avanzato di persone che dicevano ma io ho avuto un po' di sangue nelle urine, pensavo fosse, ecco, queste sono cose che oggi come oggi non devono più esserci. Ecco, facciamo una rapida carrellata sugli eventuali sintomi. Beh, tumore della vescica, sicuramente la presenza di sangue nelle urine. Quindi il paziente minge, qualche volta la donna dice sarà una cistite, perché magari ha avuto altre volte degli episodi del genere. Se è un maschio dice ma avrò mangiato pesante, eccetera, eccetera, e quindi questo non deve succedere. Poi ci sono sintomatologie irritativa urinaria, quindi brucioria urinare, disturbi alla minzione. Tumore del rene oggi è un riscontro quasi sempre occasionale in corso di accertamenti, vale a dire oggi troviamo, direi forse il 90% delle neoplasie renali in persone che vanno a farci un'ecografia di screening, di controllo per altre patologie. Il vantaggio in questo caso è che troviamo malattie molto di dimensioni ridotte e quindi abbiamo la possibilità di fare dei trattamenti conservativi che prevedono quindi la conservazione del resto del rene sano. Ecco. Tumore della prostata, va bene, lo sanno tutti, no? A una certa età c'è un po' questo dosaggio del PSA, di questo semplice esame del sangue, che se è vero non essere riconosciuto a livello di letteratura come un metodo di screening, perché per trovare un tumore della prostata bisognerebbe fare centinaia e centinaia di dosaggi, però è chiaro che secondo me un sano controllo del PSA almeno una volta nella vita dopo i 60 anni possa avere una sua utilità. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube
e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Senta dottore, si sente parlare della cosiddetta sorveglianza attiva. Di che si tratta? La sorveglianza attiva viene realizzata soprattutto oggi frequentemente nel tumore della prostata. Allora è chiaro che il percorso del paziente che preveda a un certo punto, a giudizio del curante, una biopsia della prostata, e questa documenti la presenza magari di 1 o 2 microfocolai di neoplasia ben differenziata della prostata, permette di consigliare al paziente una sorveglianza. La sorveglianza attiva cosa significa? Significa che il paziente non viene abbandonato e detto ma fatti vedere quando hai voglia. Vuol dire metterlo in un programma che nella fattispecie prevede un dosaggio del PSA una volta ogni 4 mesi, una biopsia con un campionamento completo dopo 1 anno, 2 anni, 3 anni e 4 anni. Ecco, se in tutto questo intervallo di tempo il paziente mantiene sempre queste caratteristiche di malattia molto localizzata, in effetti si può anche prospettare di risparmiarsi l'intervento chirurgico. Senta, veniamo alla sfera personale di Massimo Dal Bianco. Io so che lei è un grande appassionato anche di musica classica. Cosa fa prima di intervenire proprio sulla carne delle persone, no? Quindi è un'assunzione forte di responsabilità. Si rilassa ascoltando della musica classica o... Ma devo dire che qui un po' schiavizzo un po' il personale della mia sala operatoria. Quindi li costringe ad ascoltare? Sì, c'è un'app del cellulare che si chiama Radio Svizzera Classica, che consiglio a tutti perché è un'app gratuita e fa 24 ore di musica al giorno. Ecco, io arrivo la mattina, do il cellulare, l'infermiera sa già che lo mette su Radio Svizzera Classica, io parlo poco in sala operatoria, quindi... E agisce molto. Quindi ogni tanto faccio qualche commento sulla parte musicale, poi è anche vero che un secondo dopo che sono uscito dalla sala operatoria trovo il telefono staccato e va la radio locale. La radio locale. Ma questa è del gioco ci sta. Piuttosto che musica house, è bene che ci sia radio Svizzera Classica. Senta, lei ci ha portato una foto, no? Perché è un suo ricordo personale. Ecco, cosa vediamo in questa foto? Ma questa foto mi è molto cara perché la tengo da tanti anni sulla mia scrivania e rappresenta l'ambiente dove ho vissuto, la scuola di urologia diretta da un grandissimo personaggio che è il professor Pagano, che è stato direttore della clinica per più di 20 anni. È una foto fatta nello studio del professor Pagano con tutto lo staff della scuola. Ma 2 concetti mi sono cari guardando questa foto. Il primo è un concetto di scuola, che in medicina oggi si deve fare ancora a scuola, perché c'è ancora bisogno di avere dei maestri, c'è bisogno ancora di fare insegnamento, di insegnare sì la medicina, la specialità, ma anche la modalità con la quale ci si rivolge ai pazienti. E il secondo concetto è il concetto di squadra. Allora lì eravamo come una corazzata, in quegli anni lì non ci stava dietro nessuno in Italia. Questo concetto di squadra è il secondo concetto che mi è caro, perché in medicina anche il fare squadra ha una sua importanza se vogliamo portare avanti certi progetti. Bene, ringraziamo il dottor Massimo Dal Bianco e ringraziamo anche la sua squadra del reparto urologia dell'ospedale Sant'Antonio di Padova e grazie a voi per averci seguito. Alla prossima! Un caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine.